Il cielo di settembre di 2024 è un cielo particolarmente interessante, dovuto a dei pianeti retrogradi quali Saturno, Nettuno, Plutone e dal 1 di settembre anche di Urano. Dal 2 di settembre Plutone ritornerà nel segno del Capricorno per sostarvi fino al 19 novembre per poi spostarsi definitivamente nel segno dell'Acquario. L'altro evento interessante è quello dell'eclissi parziale lunare che avrà luogo il 18 settembre nel segno dei Pesci alle 04:34, influenzato fortissimamente da Nettuno. E l'altro evento è l'equinozio d'autunno che avrà luogo il 22 di settembre. Questo cielo verrà a influenzare l'interiore e principalmente andrà a stimolare i conflitti interiori che hanno a che fare con la voglia di andare verso il futuro, ma che rappresenta incertezze, un luogo non conosciuto, e il passato che è la zona comfort, dove si può anche stare male, però è un luogo che noi conosciamo e dove ci sappiamo muovere. Stimolerà anche il collettivo, specialmente nei diritti umani, cioè nella voglia di andare verso il passato, evitando proprio di affrontare il concetto di diritti umani. Questo cielo influenzerà anche i segni di nascita. L'Ariete avrà dei cambiamenti importanti che hanno a che fare col suo mondo emotivo. I taurini, i tori, è arrivato il momento di consolidare, di riorganizzare le scelte fatte in passato. Per i gemelli avranno a che fare con grandi sfide che devono affrontare con molta determinazione, ma anche con molta ponderazione e calma. I cancerini avranno un momento, si sentiranno più sicuri, più determinati, più convinti nelle scelte da fare e avranno una maggiore capacità nel comunicare. I leoni avranno dei cambiamenti che devono affrontare utilizzando l'esperienza di vita acquisita. Mercurio nel segno della Vergine aiuterà il segno nel comunicare e anche nell'avere un migliore rapporto con se stessi. La Bilancia inizia un periodo abbastanza complesso, dove la sua sicurezza verrà messa a dura prova. Lo Scorpione, un nuovo modo di rapportarsi col suo quotidiano, una grande voglia di vivere, una voglia di viaggiare, ma anche dal punto di vista mentale. Chi ha abbandonato gli studi avrà voglia di riprenderli e tanti nuovi progetti. Il Sagittario, cambiamenti inattesi, voglia di viaggiare, e questi cambiamenti inattesi porteranno chiaramente interessanti. Il Capricorno, anche il Capricorno è assoggettato a cambiamenti che hanno a che fare con la voglia di famiglia, con la voglia di casa, con i figli e con nuovi progetti lavorativi. L'Acquario finisce un ciclo abbastanza pesante, dove per via di una disorganizzazione mentale ritroveranno serenità e metteranno ordine nel loro mentale. I pesci avranno una maggiore sicurezza e ne hanno veramente bisogno per evitare inquietudini e malumori.